Seconda prova del trofeo Croce Rossa italiana. La batteria più qualitativa, non corre Wisconsin Vol, lo schieramento Zingaro Gad, Alouette, Zenith del Ronco, Zeno del Ronco, Vandalo Joe, Tile-Étoile. Favori sono netti per Alouette, numero 2 Stefano Baldi. Macchina che accelera e veloce Alouette nei confronti di Zenith del Ronco, prova a serrare sotto Zingaro Gad, che rimane in seconda posizione, mentre Zenith è costretto all'esterno. Lungo la corda invece c'è Zeno del Ronco, che ha rinunciato alla partenza ma è in terza posizione, mentre all'esterno è rimasto appunto Zenith del Ronco. Vediamo intanto la terza ruota di Tile-Étoile, che non perde tempo e si porta in breve su Alouette dopo un quarto in 29,5 Tile-Étoile. All'esterno anche Vandalo Joe in terza pariglia, segue direttamente Zenith del Ronco, mentre Tile-Étoile cerca poi di parcheggiare forse in seconda posizione. Vediamo dopo 600 metri Tile-Étoile si accoda alle spalle di Alouette. I primi 600 comunque piuttosto svelti. E il mezzo miglio iniziale per Alouette se ne va nell'ordine del 58,7. In corsia esterna vediamo ancora Zenith del Ronco con in schiena Vandalo Joe, che non riesce a venire via, e lungo la corda seguono quindi Zingaro Gad e Zeno del Ronco, mentre viene ora via in terza ruota dopo un chilometro in 1:13,3 Vandalo Joe, che non corre, ricordiamo, da parecchio tempo, e ora dalla sua punta Vandalo Joe viene via cattivo. Intanto però Alouette in vantaggio, c'è l'anticipo di Tile-Étoile su Vandalo Joe, una tersiglia a 300 dalla conclusione con Tile-Étoile che insiste su Alouette. Tile-Étoile va cattiva su Alouette e se ne libera già all'ingresso in retta d'arrivo. Tile-Étoile in edizione veramente super, con Filippo Monti nel finale allunga per vincere e dominare la scena di questa batteria. Il secondo posto è per Vandalo Joe, che rientra molto bene. Più indietro c'è invece Zeno del Ronco e poi Alouette, che è calato molto nel finale. Vediamo la vittoria nettissima di Tile-Étoile, che Filippo Monti porta a un successo davvero nettissimo. Il secondo posto è per Vandalo Joe, al terzo Zeno del Ronco, al quarto Alouette. Questi sono i 4 finalisti. La vittoria però per distacco a Tile-Étoile, Filippo Monti in training di Alessandro Raspante, e i colori dello stesso Filippo Monti.